Quinta corsa, premio il meglio della tecnica. Sono 12 cavalli di 5-6 anni al via, non vincitori di 18.000 euro. Prova in cui il numero 9 di Dance With Me è la netta favorita con Antonio Di Nardo. L'1 Dorotea Trio è un'altra delle alternative, con Manuel Pistone offerta 4 contro 1, stessa quota di Cayman dei Greppi, numero 4 con Alberto Garruto, questi i più attesi della corsa. Poi Dude Club con Lorenzo Talpo, un altro che ha corso bene l'ultima volta a Treviso ed è tra i favoriti. La macchina inizia a muoversi, va a raccogliere i 12 concorrenti, 1660 metri da percorrere, 1 Dorotea Trio Manuel Pistone, 2 Dora Pan Carmine Piscuoglio, 3 Dude Club Lorenzo Talpo, 4 Cayman dei Greppi Alberto Garruto, 5 Califano Nicola Bortolotti, 6 Dabi Etual Maurizio Cheli. In seconda fila 7 Detto Jet Antonio Velotti, 8 Dora Leo Sandro Miraglia, 9 Dance With Me Antonio Di Nardo, 10 Dudeville Vincenzo Torrente, 11 Dalibor Bagariccia Alexis Sanchez, 12 Dolce Indar Luca Lovera. Partiti, galoppa Califano, prova a rimanere al comando Dorotea Trio dall'interno, largo Cayman dei Greppi che cerca di sistemarsi in corda, cosa che ha già fatto invece da Bietual, poi Dora Pan, all'esterno rimane per il momento Dude Club, mentre se ne vanno i primi 200 metri di corsa con Dorotea Trio che ha preso l'iniziativa in 14,3. Seconda posizione per Cayman dei Greppi, la terza per Dabi Etual, poi Dora Pan, quindi Detto Jet all'esterno Dude Club che precede Dance With Me, ancora Dora Leo gli altri, 29,3 per i primi 400 metri di corsa, con sempre all'avanguardia Dorotea Trio, avanti a Cayman dei Greppi, a un paio di lunghezze c'è Dabi Etual. Gli altri che per il momento stentano a tenere il ritmo dei primi, c'è 44,7 per i primi 600 metri di corsa, viene in terza corsia Dance With Me per aggirare Dude Club, si libera però anche Detto Jet che lascia Dance With Me in mezzo alla pista dopo un giro percorso in 59,6, all'avanguardia sempre Dorotea Trio, poi Cayman dei Greppi a precedere Dabi Etual, avanza ora con maggior decisione Dance With Me che arriva accanto a Cayman dei Greppi dopo 1 chilometro in 1,14,6, ma in seconda pariglia Detto Jet, Dorotea in vantaggio, Dance With Me che prova ad arrivare al largo, in corda Cayman dei Greppi avanti a Dabi Etual, quindi Detto Jet, poi Dora Pan, la retta opposta alle tribune in 14,5, 1,29, 1,75 di miglio, Dorotea Trio sempre in vantaggio con quella mezza da gestire da Dance With Me che continua sul passo all'esterno, in corda Cayman dei Greppi, poi Detto Jet all'ingresso della dirittura d'arrivo, insiste ancora Dance With Me che va su Dorotea Trio e mette qualcosa avanti all'avversario, interviene Detto Jet, Dance With Me in vantaggio nei confronti di Detto Jet, Dance With Me che nel finale si allunga e vince in maniera superlativa, al secondo è Detto Jet, al terzo c'è ancora probabilmente Dorotea Trio, 29,7 ad arrivare, 1,13,9, tutta strada di fuori con un pezzo in terza ruota, Dance With Me, Antonio Di Nardo in salchi per Gennaro Casillo al training, i colori della scuderia quiriniana, raddoppio per Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo in giornata, figlia di Oro Puro Bar, dimostra ancora una volta di avere carattere da vendere, non si perde d'animo, una volta dovuto risalire ad alti ritmi nel finale, vince benissimo al secondo Detto Jet, al terzo Dorotea Trio.